Sta già sollevando un mare di polemiche la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, uno dei nipoti dell'ultimo re d'Italia, all'inaugurazione di domenica prossima del monumento al milite ignoto all'interno del Sacrario Militare di Nervesa della Battaglia. Le minoranze in Consiglio Comunale contestano il patrocinio concesso dal sindaco Mara Fontebasso alla cerimonia organizzata dai monarchici, della delegazione di Treviso e dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Pantheon. Ed è su questa presunta nostalgia monarchica che si poggiano le polemiche delle minoranze che uniscono in questo caso la Lega con le sinistre. Ed è proprio su questo punto che replica l'organizzatore. Il comune non è organizzatore, ha dato il patrocinio all'inaugurazione di un monumento al Sacrario. Per quanto riguarda le polemiche che riguardano l'invitato, diciamo, d'onore, che è Emanuele Filiberto di Savoia, noi siamo contenti della sua presenza perché porta lustro al paese e perché è un membro della nostra associazione d'Arma, che sono le Guardie d'Onore, e di conseguenza pensiamo che non ci debba essere una polemica su una presenza di una persona che comunque non può pagare colpe eventuali di padri, nonni, bisnonni, eccetera. Poi Trentin diventa ancora più polemico, tirando in ballo la storia e il legame tra Casa Savoia e gli onori ai soldati italiani. Il legame è altissimo, se non indissolubile direi, poiché il monumento più importante per Casa Savoia è il Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, che noi conosciamo come Altare della Patria, dove Vittorio Emanuele III ha voluto, alla conclusione della Grande Guerra, tumulare il milite ignoto per dargli la più alta celebrazione che potesse avere a livello nazionale, quindi dedicando al milite ignoto lo stesso monumento dedicato al padre della patria. E infine Trentin rimarca la mancanza di cultura storica dell'ex governo di Nervesa a guida leghista. Ex amministrazione che per 20 anni ha dato alla cultura il peso di un consigliere comunale, quando ora il sindaco ha dato il peso di un assessore. Questo fa capire lo spessore di queste persone che alla cultura non ha mai interessato nulla.